Continua il legame tra il territorio e il Parco Giardino Sigurtà anche in questa splendida iniziativa. Qui abbiamo il Conte Sigurtà e Bruna Bigagnoli del Comune di Valeggio. La vostra opinione? È stata sicuramente una mattinata all'insegna della felicità e della gioia vedere questi bambini che sono venuti oggi al parco a fare la piantumazione di Tulipanomania, tulipani che vedremo fiorire il prossimo anno e che vedrà Valeggio colmo di persone che arriveranno da tutta Italia per a vedere questa fioritura così spettacolare. Cosa dici, Bruno? Ma guarda, avere sul territorio un parco di questo è un orgoglio. Io quando sono all'estero, quando chiedo Valeggio cosa pensano, Borghetto, Parco Sigurtà e poi tortellini. Oggi aver visto questi bambini che hanno l'opportunità di sperimentare una manualità che magari non riescono ad avere a casa perché nessuno ha un orto, nessuno ha neanche mai visto, li vedevo entusiasti, attenti a come far nascere una piantina, e penso che per loro sia un'esperienza che porteranno dentro e che avranno la curiosità di venire a vedere il loro Certo, fiore. per cui l'anno Certo. prossimo, quando cominceranno a Ma fiorire, certo. avranno anche in omaggio dei biglietti per poter venire gratuitamente a vedere la fioritura, per cui continua la collaborazione tra Parco Giardino Sigurtà e Comune della città di Valeggio sul Mincio. Grazie. I dati del turismo rivelano un trend in crescita. Quanto è importante la partnership con il territorio e le varie realtà di Valeggio? Ormai il parco è un gioiello all'interno di Valeggio, del nostro territorio, insieme con Borghetto, e quindi veramente è un piacere poter collaborare insieme con il parco. Comunque collaborare e sentirsi, come dire, in osmosi, in stretta relazione reciproca, dove i visitatori del parco poi si riversano nel nostro paese, a Borghetto, i visitatori di Borghetto vengono al parco, eccetera. Sentiamo anche molte attività ricettive che trovano anche i commerciali vantaggio dalla presenza del parco, quindi sicuramente è una grande collaborazione. D'altronde, con la bellezza del parco uno doveva che vada da altre parti, cioè viene a Valeggio, e poi forse, se ha tempo, va anche da qualche altra parte. Mariano, 40 anni che lavori al parco, sesta edizione di questa fantastica iniziativa. Quanto è importante trasmettere ai più piccoli il valore della natura, i suoi segreti e la bellezza del mondo naturale? Sono quelle belle cose che ai bambini piacciono e servono, soprattutto in questo periodo che la società non è al massimo. Far vedere come piantare un bulbo che poi cresce il fiore, venire qua in primavera a vedersi il tulipano, penso che sia una soddisfazione unica. Poi possono venire con la famiglia, è ancora meglio. Monica Dioguardi, insegnante scuola primaria di Valeggio. Quanto è importante avvicinare i più piccoli alla natura, esaltando i sensi, e in questo tesoro verde come il Parco Giardino Sigurtà? Allora, intanto ringraziamo questo giardino, perché è un dono prezioso che il nostro paese, Valeggio sul Mincio, ha. Ringraziamo anche la possibilità che il giardino dà ai nostri alunni, ai nostri bambini, di poter venire qui e toccare proprio con mano la terra e poter loro anche creare qualcosa di importante, come piantare. Oggi siamo venuti qua a piantare i tulipani. È importantissimo perché loro vengono a contatto diretto con la natura, con un giardino che alla fine gli appartiene, perché siamo di Valeggio e quindi veniamo qua, abbiamo avuto questa opportunità bellissima. Molti bambini non hanno giardino, quindi solo il fatto di oggi di venire qua, di mettere le mani nella terra, impastare, fare il buchino, mettere il bulbo e poi a primavera ritornare e vedere ciò che loro hanno, tra virgolette, creato, aiutato a far crescere, devo dire che è impagabile. Quindi grazie veramente, e devo dire che proprio è un bel dono. Grazie ancora. Continua il legame con il mondo della formazione, il Parco Giardino Sigurtà, nominati oggi gli ambasciatori di Tulipanomania. Qui con noi la dirigente scolastico Irene Frigo. Sì, ciao Roberta, grazie per averci ospitato a questa sesta edizione di Tulipanomania, dove i nostri bambini saranno anche quest'anno ambasciatori appunto dei meravigliosi tulipani del Parco Giardino Sigurtà.
Il rapporto con la natura per i bambini è una fonte sempre attiva appunto di esperienza, e già Maria Montessori riteneva appunto il rapporto con la natura fondamentale per uno sviluppo emotivo del bambino. In effetti, se ci si pensa, è facilissimo capire quante attività scolastiche si possono fare proprio utilizzando la natura. Se pensiamo alle forme geometriche appunto delle foglie, o appunto la possibilità di creare dei bellissimi collage grazie alle foglie o ai rami. E è importantissimo per il bambino imparare ad aver cura di un animale o di uno fiore o di una pianta, perché sviluppa proprio il suo senso di responsabilizzazione, ma anche il suo sviluppo emotivo. E siamo qui oggi anche per insegnare ai bambini a prendersi cura di questo macrocosmo appunto ambientale, che è meraviglioso e del quale devono imparare ad averne cura. Quindi un grazie enorme a Giuseppe e Magda Sigurtà per averci ospitato qui e per darci questa possibilità, perché quando è possibile appunto la scuola viene sempre in questo meraviglioso parco, come tutti i valeggiani, a prendere veramente una boccata di bellezza. E inoltre piantare un tulipano è un gesto meraviglioso, perché piantare un fiore, i fiori sono come i nostri bambini, vanno ogni giorno annaffiati, curati e protetti. Grazie.